una notizia veramente drammatica che ci lascia sconvolti, non solo per la dinamica di quello che è successo, quindi un'autentica tragedia, ma soprattutto per la persona che l'ha colpita, insomma, una persona solare. Io non l'ho mai vista una sola volta in 5 anni arrabbiata o tesa, sempre sorridente, molto positiva, sempre propositiva, disponibile. Parole misurate, commosse, toccanti, quelle del primo cittadino nei confronti di Mariana Bernardi, che lavorava da diversi anni in municipio nel settore finanziario amministrativo. La sua presenza e il suo modo di rapportarsi con i cittadini era contraddistinto da gentilezza e competenza, qualità che erano diventate il suo modo distintivo di operare nello svolgimento delle pratiche. Una persona che era dedita anche a iniziative sociali per la comunità leonicense. Avrebbe terminato le vacanze con la famiglia proprio nel weekend di Ferragosto. Sì, doveva rientrare oggi o domani dalle ferie e stavamo aspettando, anche perché il suo ufficio è proprio vicino al mio, tra l'altro. Ripeto, una perdita immensa, un po' per tutto, sia per il comune ovviamente, ma questo non è tanto importante, per la famiglia, aveva una gran bella famiglia. Una perdita per la nostra città, perché Marianna era inserita in modo attivo nelle attività del nostro comune, della nostra città, insomma, quindi è una cosa che ci lascia veramente sconvolti, non si possono capire queste cose.